In mezzo all'area di rigore non arrivano i compagni, arriva dall'altra parte tutto da solo un giocatore in maglia verde, mette dentro e 3 Militi a fare 1-0 all'Italia. Di mettere un fine all'azione. Qui Severini si mette in proprio Severini, un gol pazzesco di Severini, un tracciante che si infila alle spalle di Boni e fa 2-0. Sbagliato una grande occasione qui di Francesco, poi Severini un altro gol con l'esterno del destro, la mette nuovamente alle spalle di Boni, 3-0, sempre Severini. Ehi, profondo di 6 c'è Gimelli, poi Regis che accoglie il suggerimento di Gimelli, non riesce a tornare, CJ che accorcia le distanze con il numero 3, Simone Tovalieri. Scatto di Luca Severini, di Francesco porta palla, taglia destro il campo per Severini che va di prima a scavalcare Boni. La tripletta di Luca Severini, un gol più bello dell'altro, 4-1 all'Italia. Tovalieri, si accentra Tovalieri, con il destro prova a piazzarla, doppietta anche per lui. Tovalieri prova a riportare in gara il CJ, 4-2 e siamo ancora nel primo tempo. Dall'altra parte Taroni, Di Francesco, Severini dall'altra parte, Di Francesco lo vede adesso, Severini ha la palla sul destro, sotto la traversa, poker di Luca Severini, 5-2 all'Italia. Il gol del CJ sono stati segnati entrambi dal numero 3, qui Regis intanto va subito ad accorciare le distanze, 5-3, Regis prova a riaprire la gara. Starace andare con il destro che passa in mezzo a tante gambe, Calcaro non se ne ravvede, accorcia ulteriormente le distanze del CJ e ora la partita è davvero riaperta. Che va a mettersi sul primo palo, parte col destro Severini, piega le mani a Bonis e fa il sesto gol, il quinto personale, straripante Severini. Tiro da 2 passi del numero 10. Mettono palla dentro, Limaddi accorcia nuovamente le distanze a 3, o meglio a 2 dalla fine, fa 6-5 il numero 19.